Dopo la riunione con i parlamentari bellunesi, l'ABM ha voluto incontrare anche i consiglieri della Regione Veneto che rappresentano la provincia di Belluno. Lunedì 4 novembre, presso la sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, il presidente De Bona, con l'esecutivo, diversi consiglieri del direttivo e rappresentanti delle famiglie ex emigranti Montepizzocco, Longaronese, Alpago, Sinistra Piave, Agordino, Fonzaso e Piave, ha incontrato i consiglieri Bondere, Olone e Toscani. Il presidente De Bona, nel suo intervento, ha fatto un report sul rapporto attuale tra la Regione Veneto e il mondo del volontariato in immigrazione. Lo stato d'animo dei consultori non è positivo, ha sottolineato il presidente. C'è stato un drastico taglio dei contributi nell'assessorato ai flussi migratori. Con questa situazione, associazioni e federazioni si trovano a non poter concretizzare nessun progetto. A parer nostro, ha continuato De Bona, la gestione delle risorse dovrebbe passare direttamente alle associazioni. In questo modo i risparmi sarebbero notevoli e ci sarebbe più progettualità. Molti gli interventi da parte dei rappresentanti dell'ABM. La parola poi è passata ai consiglieri regionali. Reolona ha evidenziato come ci sia stato uno sbaglio nella scelta della guida all'assessorato ai flussi migratori, mentre Toscani ha puntato sull'importanza della rete dei Veneti nel mondo, che deve essere vista come un'opportunità e non un peso. Bond ha suggerito di portare le proprie volontà al presidente Zaia e di presentare un progetto per poter richiedere un contributo dedicato a bellunoradici.net. All'unanimità, i consiglieri hanno dato il proprio parere favorevole perché la gestione delle risorse sia fatta direttamente dalle associazioni. Al termine dell'incontro, il presidente De Bona ha consegnato ai rappresentanti regionali una scheda con diversi documenti e richieste correlate alla realtà dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.